Assessore Bini, dopo Tarvisio e Sella Nevea, oggi Piancavallo. Qual è l'obiettivo di questo percorso? Questa è la prosecuzione di una serie di tour che noi stiamo facendo nei poli sciistici e turistici del Friuli Venezia Giulia. Il Piancavallo oggi, io sono qua assieme al direttore generale, l'ingegner Gomiero, abbiamo capito che può essere un polo con delle potenzialità incredibili, importanti per quanto riguarda lo sport. Noi vorremmo creare una grande area, un polo multisportivo. I numeri di quest'ultimo anno sono numeri importanti, presenza estiva più 25%, presenza invernale anche se in crescita. E poi questo polo ha una peculiarità molto bella che a me piace molto, l'ecosostenibilità della struttura. Si pensi 5 bacini di richiamo dell'acqua che vengono utilizzati per irrorare tutti gli impianti, quindi il sistema neve del Piancavallo. Insomma, mi pare che queste siano delle condizioni assolutamente da sfruttare, ma torno a ribadire, polo del Piancavallo importante in un'ottica futura per quanto riguarda gli sport, le discipline sportive.